il talk show sul Sole. Oggi parliamo di musica, lo facciamo in compagnia di Anthony Black, artista cantante, che ringraziamo ovviamente per la partecipazione. Ciao Anthony, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, con Anthony, collegamento perché? Perché è uscito da pochi giorni con il nuovo singolo Angelo Azzurro. Però proviamo un po' a capire la genesi di questo brano, anche perché lo vedremo poi durante la chiacchierata. Come nasce, ce lo racconta lui, ma poi come si sviluppa, perché poi il video girata di Ibiza, un brano molto molto estivo, che però nasce, diciamo, da delle genesi un po' artistiche, un percorso, perché Anthony nasce dal rap, ma poi vedremo come si sviluppa la sua cultura musicale, che poi diventa musica. Innanzitutto, come nasce il brano? Allora, il brano nasce da una voglia di far uscire un pezzo comunque estivo, fresco e che dia un senso di libertà e spensieratezza, perché comunque io sono un amante diciamo, delle hit estive, quindi a me piace un sacco divertirmi a scrivere e fare dei pezzi appunto estivi. Poi comunque dopo tutto il periodo che abbiamo avuto del Covid, problemi di star chiusi in casa, quindi anche a livello sociale siamo un po', come dire, diventati un po' chiusi. Allora a quel punto ho detto io, con questo pezzo sicuramente avrò modo di far divertire, ballare, far stare insieme tanta gente di nuovo come appunto tanto tempo fa. E quindi è nata questa idea appunto di creare questa canzone estiva appunto dal nome Angelo Azzurro. Angelo Azzurro evoca un po' di figure, insomma, un po' fantasiose, no? Angelo Azzurro ricorda, ovviamente, per chi è un po' più datato, un vecchio successo di Umberto Balsamo, ma nel tuo caso era un po' più legato all'aspetto discotecaro, diciamo così, più da locale, quindi il cocktail, per intenderci. Ha un Sì, messaggio particolare magari che ti riguarda? sì, diciamo che questa canzone ha appunto il titolo perché ha un doppio significato. Uno era appunto per richiamare, come dicevi te giustamente, il discorso del cocktail appunto che si usava qualche anno fa, andava molto in voga nelle discoteche, nei locali. Però anche appunto per quello che appunto parla la canzone, riguarda un po' le caratteristiche di questa fantomatica ragazza che appunto rispecchia un po' le caratteristiche del cocktail, nel senso bello a vedersi, un bel colore, bello attraente, però comunque molto forte, quindi una ragazza comunque molto dura e forte, non si faceva insomma conquistare facilmente. Per quanto riguarda invece il video che poi vedremo, la scelta della location di andare in Spagna. Vuoi raccontarci qualcosa in più? Sì, allora, l'idea era appunto quella, cercare di, far sembrare comunque il video e la canzone più vicina e realistica possibile alle caratteristiche della canzone. Quindi, ovviamente Ibiza, come tutti sappiamo, è una location molto aperta sia alle discoteche, agli studi, ai ragazzi, a tutte quelle situazioni lì. E quindi ovviamente non poteva che essere location migliore per una hit estiva che appunto rappresentasse un po' sia il titolo in sé che le caratteristiche della canzone. E quindi abbiamo scelto appunto di andarlo a girare lì proprio perché, sai, le spiagge, le palme, il mare, quindi creava comunque quella situazione ancora più realistica della canzone, più vicina. Beh, ovviamente quando si dice Ibiza non è che si pensa all'università piuttosto che al municipio, uno viene in mente sole, mare, belle ragazze, Sì, sì, spiagge, sì, insomma, sì. ovviamente l'associazione è importante. Anthony, tu sei, diciamo, un artista prodigio, perché già dai 14 anni iniziate a scrivere i tuoi primi pezzi. Sì, io ho iniziato abbastanza presto ad avvicinarmi comunque alla musica perché sono sempre stato un autodidatta, quindi non ho fatto mai appunto conservatori, studi di musica, però proprio l'avvicinamento a questo genere che appunto è il rap mi ha dato proprio un input in più per dire guarda, questo sento che è quello che voglio fare, quello che vorrei riuscire a fare, cioè a scrivere, a far musica. Poi grazie anche dall'artista americano Eminem, che è uno dei rapper più grandi del mondo, con un suo film 8 Mile mi
mi aveva proprio lasciato questa forte onda di attrazione verso questo genere, quindi mi ha portato a creare appunto questo, a creare Anthony Black. Tu sei pugliese, diciamo, sei di Monopoli, provincia di Bari, diciamo dalla provincia poi cercare di emergere, arrivare, oggi però sei a Milano da qualche anno, a Milano, è passato attraverso diversi step. Il primo sono il tuo primo CD, il secondo disco, il primo Insultatemi, il secondo Realtà Opposta. Ecco, quando è che ti sei accorto che quello che stavi dicendo, quello che stavi cantando e suonando aveva un riscontro? Dici, adesso in questo momento vedo che quello che dico viene ascoltato. Allora, è stato principalmente verso il 2000, diciamo nel paio d'anni del 2014-2016. È stato comunque lì perché quella è stata la fase dove ho iniziato ad avvicinarmi un po' di più al pubblico, perché iniziavo a fare un bel po' di serate, un bel po' di live, sia in giro appunto in Puglia e comunque anche nelle piazze dove avevo, diciamo, dagli ascoltatori che erano bambini e famiglie fino a persone comunque più adulte, più grandi, e vedevo che avevano comunque un riscontro positivo. Quindi quello che io facevo, la mia musica piaceva, collaboravano con me, quindi battendo le mani, gli applausi. Allora lì vedevo che c'era qualcosa comunque di giusto, di buono che stavo facendo. E proprio appunto in quegli anni poi uscì il mio disco ufficiale, che è Crazy Boy, e quindi da lì è stato il mio primo vero e proprio disco da indipendente, però che mi ha dato la spinta in più proprio per farmi ascoltare, perché ho avuto comunque un gran riscontro sia a livello di vendite che proprio a livello di serate, di collaborazioni. E quindi da lì ho detto ok, allora sto facendo la cosa giusta, sto prendendo la strada giusta ed è giusto continuare così. Anthony, forse non tutti sanno che mi rifaccio un po' a qualche vecchia rubrica, che tu sei stato uno dei primi a sperimentare il reggaeton in Italia, e nel 2014, e diciamo che non è che tutti quanti sapessero di cosa si trattava. Ecco, questo vuol dire che ti piace, come posso dire, certo sperimentare, ma anche azzardare, perché nessuno sa come può andare, no? Beh, certo, perché comunque poi sappiamo che purtroppo in Italia per essere accettato qualcosa, diciamo in generale, è veramente difficile, perché noi italiani siamo un po' così e diciamo difficilmente sperimentiamo, amiamo un po' la Conservatori. Sì, infatti, conservatori e tradizionalisti, quindi portiamo avanti quell'idea lì, e ogni tanto appunto un rivoluzionario ci vuole, no? Come ben sappiamo, come è sempre stato in passato, e quindi è stato un po' un azzardo, appunto, come dicevi te, provare a sperimentare di fare appunto sia dei remix all'inizio e poi invece proprio dei veri e propri brani miei, reggaeton, proprio per cercare di portare il reggaeton in Italia. E poi infatti diciamo che l'idea non è stata sbagliata, perché poi come ben sappiamo oggigiorno ci sono un sacco di artisti ovviamente famosi che hanno portato avanti questo genere, adesso è molto ma molto sviluppato. Allora io, prima di proseguire la chiacchierata piacevole con te, io darei ovviamente la linea alla regia e far rivedere il video ufficiale di Angelo Azzurro. Va bene? Va benissimo. Ok, perfetto. Allora annuncio Angelo Azzurro, Anthony Black. Cosa sei? Dimmi cosa sei. Una pietra miliare a me familiare. Cosa fai? Dimmi cosa fai per fulminarmi così. Dai, resta un po' qui. A di pizza che figo, una viva in valigia un amico. Quanto ti bevrò, tirami un pizzico. Fossi Homer, gridere mitico. Perfetto, ormai ci siamo, andiamo lontano. Prendiamo una barca, yes bro. Sto lontano dallo stress, pratico un po' di sex. Con tutte ste tipe sì, sono un pro. Poi vedo arrivare una tipa non male, uno sguardo e mi fai sognare. Moda, tutta la moda, quegli occhi, un angelo azzurro al tuo orecchio sussurro. Loca, quel che ti tocca, come diavoli chiedeva, il mio orgoglio cedeva. Capelli al vento, con quell'accento.
Non so se poi mi fotterai un angelo azzurro e poi un altro come un lupo. Sono scaltro, poi faccio cose senza senso. Non trovo il mio amico e qualche senso. Poi in pista ballo un reggaeton, tu twerky con quel bonbon. Tu mi dici un wimbo per Picasso mentre sciolgo lo chignon. Con te, oh no, io innamorato sono. Ho fatto te, no, con te, no. Poi vedo arrivare una tipa non male, uno sguardo e mi fai sognare. Moda, tutta la moda, quegli occhi, un angelo azzurro, al tuo orecchio sussurro. Loca, quel che ti tocca, come diavoli chiedeva, il mio orgoglio cedeva. Perché questa notte che passo qui con te, a casa non voglio tornare. Prendiamo un altro angelo azzurro e poi moda, tutta la moda, quegli occhi, un angelo azzurro, al tuo orecchio sussurro. Loca, quel che ti tocca, come diavoli chiedeva, il mio orgoglio cedeva. Subito ascoltare e ballare un secchio d'acqua fresca in questa estate calda, mettiamola così. Anthony, parlavamo di Angelo Azzurro, ma non solo, perché abbiamo detto all'inizio che tu sei nato come rapper, quindi sei partito dal rap, sì, e poi hai sperimentato, abbiamo parlato del reggaeton, ma anche la trap, anche la house. Ecco, in tutti questi generi, qual è la tua comfort zone? Dove ti riconosci più a tuo agio? Allora, ovviamente dove mi conosco di più sono appunto sia il rap, perché sono nato appunto dal rap, che il reggaeton. Gli altri comunque sono collaborazioni e sperimentazioni musicali, perché ripeto appunto amo sperimentare, quindi non rifiuto nulla assolutamente, perché penso che la musica sia bella di qualsiasi genere, senza discriminare nulla. Però dove mi sento più a mio agio ovviamente nel fare delle barre, quindi fare rap, scrivere, e nello stesso tempo anche il reggaeton, perché alla fine il reggaeton non è altro che il rap, però con sonorità latinoamericane. Passami un po' il paragone. Tu adesso qualche anno stai a Milano fisicamente e quindi sei partito dalla tua città natale, da Monopoli, dalla Puglia, sì, comunque sei finito Pardia. C'è qualche artista, mi permetto di dire ad esempio Checco Zalone, che continua a vivere in Puglia. La Puglia, ma tutti i territori del sud, penso anche alla Sardegna, ad esempio, molti artisti a un certo punto decidono di andare o a Roma o a Milano. Perché secondo te questa scelta? Per esigenza logistica, perché magari possibilità, semplicemente proprio per il desiderio di cambiare? Allora, guarda, io ovviamente non so in base agli altri artisti le loro scelte. Io ti posso dire la mia, che appunto è stata più un'esigenza sia logistica che anche proprio di possibilità, ecco, diciamo così. Mi dispiace perché appunto essendo del sud, essendo pugliese, mi dispiace tanto perché comunque è una realtà dove ti dà delle possibilità, ma comunque sono molto limitate. Basta dire che comunque sia Roma che Milano sono le capitali non solo della moda, ma anche appunto della musica, del cinema, del teatro. Quindi ovviamente essendo in un posto del genere si ha molte più possibilità di non dico di far carriera, ma almeno di farsi conoscere, di avere un po', diciamo, uno sviluppo sulla propria carriera, rispetto ovviamente a essere giù, diciamo, dalle nostre parti, perché comunque ok, fai magari l'esibizione in piazza, fai il concerto, fai quelle cose lì, però a livello proprio discografico, quindi proprio possibilità di avere contatto con delle discografie delle major, diventa molto ma molto più difficile, cosa che ovviamente a Roma, Milano diventa una situazione più agevole. Oggi fare musica è importante, come dici tu, farsi conoscere. Ecco, nel momento in cui abbiamo tantissime possibilità per gli artisti, penso ai social può essere un esempio, dove tanti artisti sono usciti anche semplicemente dai numeri di visualizzazioni, non certamente magari
dietro Sì. major. Che cosa può fare la differenza secondo te perché un artista esploda o che abbia più visibilità e più possibilità rispetto a un altro? Perché scegliere fra tanti poi alla fine rischia di essere difficile, obiettivamente difficile. Beh, certo, quello indubbiamente. Scegliere comunque anche per loro dell'addetti ai lavori è molto difficile. Sicuramente una delle caratteristiche principali è differenziarsi, quindi essere comunque originali, essere unici e far comunque cervellarsi per trovare comunque qualcosa che non sia proprio uguale, identico agli altri artisti. Perché è l'unica cosa che ovviamente ti dà più margine di visibilità rispetto ovviamente a tanti altri artisti emergenti e non che fanno comunque sia la mia musica che la musica in generale. Quindi secondo me basta avere una particolarità in più, che sia magari nell'outfit, che sia nel modo di scrivere, che sia anche nel modo di cantare, che comunque ti differenzia e anche non vedendoti magari uno riconosce e dice guarda quello, ah sì lo riconosco, quello è Anthony Black, proprio solo dalle sonorità anche. A proposito di visibilità e a proposito di opportunità, tu qualcuna l'hai colta a livello nazionale, penso all'esperienza di X Factor, penso ad Amici, a Sanremo Giovani, ecco i talent o comunque queste opportunità, perché Sanremo Giovani non è certo un talent, come li valuti? Perché anche lì magari di 100 sfornati ce ne sono pochi poi ai fini pratici che riescono, come si dice in gergo, a fare lo step successivo. Oggi magari Mengoni perché ha vinto Sanremo, ce ne sono altri, però sono pochi rispetto alla mole di artisti che si presentano. Perché sicuramente, diciamo lì, senza entrare nell'aspetto tanto tecnico, sicuramente ci sono delle situazioni dove diciamo hanno una specie di prelazione degli artisti rispetto ad altri, nel senso che ovviamente, cioè, non è una cosa, voglio dire, nuova che comunque sto dicendo. Ovviamente se su un casting di talent qualsiasi ci sono 1000 artisti, ovviamente su questi 1000 artisti 50 hanno già un'etichetta, hanno già un'impronta, una fanpage comunque molto ampia. Alla fine è in un certo senso anche normale per un meccanismo musicale portare avanti quegli artisti proprio per una questione di lavoro, di marketing, di vendita, perché ovviamente frutta tutto sia alla TV che anche comunque all'etichetta stessa. Ciò che ovviamente gli emergenti sono un po' come dire un po' penalizzati per questo, un po' come il campionato di Serie A, no? Ovviamente si sa che magari le prime squadre sono avanti, magari una squadretta di neopromossa può mantenersi, ma diventa comunque difficile vincere un campionato perché magari si ha un budget differente, si ha una questione differente. La stessa identica cosa per la musica e per i talent, danno comunque prelazione a chi ovviamente ha una fanpage diversa e cercano di portare comunque avanti quelli. Però dalla mia storia, dalla mia esperienza ho visto che comunque magari su 100 artisti anche 2 o 3 comunque emergenti o che non hanno appunto questo discorso qui dietro vengono comunque presi e magari hanno avuto anche successo, perché no? Assolutamente, sono d'accordo con te. Quindi siamo in chiusura. Allora, abbiamo detto Angelo Azzurro, che potete ascoltare, sentire, vedere in tutte le possibilità da YouTube, Spotify, eccetera, eccetera. Però ti chiedo, e la domanda che faccio ovviamente a tutti che passano attraverso questo salotto virtuale, è il sogno nel cassetto. Quale può essere? Perché immagino che da Angelo Azzurro magari ci potrà essere ovviamente un LP o comunque un CD, un progetto musicale di più ampio respiro. Ma che cosa Anthony Black ha come sogno nel cassetto, come obiettivo? Allora, guarda, il mio obiettivo principale, ovviamente parlo da emergente, è riuscire ad avere, diciamo, uno sbocco musicale in più, ad avere il famoso successo, ma non tanto per il successo in sé per sé, per la fama, ma proprio per riuscire prima di tutto a vivere di musica. Quindi ovviamente a non fare il lavoro comune come tutti gli altri e poi la musica in parallelo, ma cercare di farlo diventare come attività e movimento principale per viverci e poi comunque per portare avanti i miei messaggi che appunto inserisco nelle canzoni. E poi perché no, ovviamente cercare di arrivare a più gente possibile, cercare di farmi ascoltare sia non solo più a livello appunto nazionale, ma anche di più, perché no. Farai serate, immagino stai organizzando per qualche serate in giro per l'Italia, visto che la stagione estiva è alle porte. Sì, siamo già al lavoro sia per qualche serata qui nella zona appunto di Milano e poi organizzeremo anche delle serate in giro per l'Italia, compreso anche nella mia amata Puglia, quindi organizzeremo sicuramente delle belle serate sia nei locali che comunque in piazza.
E quindi chi volesse contattarti o chi volesse semplicemente anche seguirti, come può fare? Allora, potete trovarmi praticamente su tutti i social network, quindi da Facebook, quindi la pagina Black, Instagram, TikTok, sempre con scritto Anthony Black Official, potete trovare appunto ovunque lì e contattarmi, seguirmi, e ovviamente verranno inserite tutti i post, tutte le storie, proprio per essere aggiornati sulle mie nuove uscite, sui video, sui live e su tutto il resto. E noi ovviamente ti seguiremo con grande affetto. Anthony, grazie ovviamente della tua partecipazione ancora una volta. Come si dice sempre, merda, merda, merda per il futuro. Sempre. Con l'auspicio di vederci anche da queste parti in Sardegna. Perché no? Perché no? Volentieri, volentieri. Grazie ancora Anthony Black, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere. E ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Ancora grazie, ciao. Buona serata, ciao! Grazie, ciao a tutti.